lo Stato deve intervenire, deve risolvere, non può pensare che a un certo punto li deve distribuire nei territori e che i sindaci abbiano le capacità o gli immobili per soddisfare queste esigenze. E dunque bisogna pensare a monte, bisogna pensare in alto. Non usa mezzi termini Renzo Carraretto, che da sindaco di Casiera ben conosce gli effetti dell'immigrazione, spesso senza regole sul territorio. I disagi all'ex caserma Serena stanno lì a dimostrarlo. Certo, dice Carraretto, non basta passare a un sistema di accoglienza diffuso con il coinvolgimento dei comuni attraverso gli SPRAR, bisogna agire a monte sui flussi. Il fatto di poter gestire la cosa nei territori e nei comuni con proporzionalmente il numero sia inaccettabile, perché nel sentire i vari concittadini, insomma, questo non lo accettano. Ma le posizioni dei sindaci, al di là dell'appartenenza politica e dei toni abbastanza simili, sbagliato scaricare sui comuni se non c'è una gestione più complessiva del fenomeno che non può prescindere da governo ed Europa. Che siano dei ghetti come sono state le caserme o che siano dei, diciamo così, ghetti diffusi, quando di fatto non c'è un'idea di come queste persone debbano essere gestite, di quale percorso queste persone debbano fare e soprattutto se per una volta l'Europa si dimostrasse davvero Europa. Favorevole all'accoglienza diffusa il sindaco di Silea, ma anche qui si pretende una visione che finora non c'è stata. Sì all'accoglienza diffusa, ma quando c'è un'organizzazione preventiva dietro, e no assolutamente alle concentrazioni, modello Serena, modello Zanussi, che creano solamente davvero un malessere nel territorio e un'impossibilità ad integrare queste persone.